Ultima giornata in eccellenza Girone A con il Lecata promosso con qualche settimana di anticipo che festeggerà con il Mazzara in casa, mentre il Canicattì inserito negli spareggi play-out. Potrebbe essere esclusa la partecipazione del Città di Sant'Agata che ha attualmente 12 punti di distacco dalla compagine biancorossa. Si potrebbe rimettere in corsa solo se il Canicattì perdesse a Dattilo e il Sant'Agata vincesse con l'Alba Alcamo. In questo caso i punti diventerebbero 9. Oramai è salvo il Pro Favara, che gioca all'ultima a Marsala. Al Mussomela invece manca appena un punto per evitare i play-out e domenica gioca in casa con il Partinico Audace già retrocesso. In occasione del decennale della tragedia dell'Aquila, la Lega ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel prossimo fine settimana per commemorare le 309 vittime del sisma e il ricordo di tutte le vittime delle catastrofi che hanno flagellato l'Italia. A 3 giornate dalla conclusione del torneo di prima categoria Girone G, l'Armerina si appresta a tagliare il traguardo ed accedere al prossimo campionato di promozione. Basta fare il risultato a Caltanissetta e potrà festeggiare il salto di categoria con 2 turni d'anticipo. Occhio invece alla griglia playoff, dove sono in competizione Empedoclina, Master Pro, Leonfortese ed Angelo Cuffaro. Tutte quante lottano per cercare di ottenere una posizione privilegiata per disputare gli spareggi in casa. Tutte quante in questo turno giocheranno tra le mura amiche. L'Empedoclina ospiterà la Nissa, l'Angelo Cuffaro e il Brangiforti, il Master Pro l'Argira e la Leonfortese l'Atletico Aragona. Se il torneo dovesse finire oggi, gli accoppiamenti potrebbero essere Empedoclina Angelo Cuffaro e Masterport Leofortese. Dopo questo turno mancheranno appena 2 giornate e tutto potrà ancora succedere.